Giorno 3 di questa quarantena. Manca 10 già a mezzogiorno. La mattinata l'ho passata un po' al computer a finire di caricare il primo video. Adesso sono sceso per vedere il punto della situazione, perché i progetti che si possono fare all'interno del laboratorio senza bisogno di materiale, senza poter uscire e andarlo a comprare, scarseggiano. Di progetti ne ho un po', ma mi manca i pannelli di legno da andare a prendere, ho dei tavoli da mettere là in fondo, progetto che non vedo l'ora di fare. Quindi sto facendo una lista di progetti che posso realizzare già qua in laboratorio, ma senza dover per forza uscire e andare a comprare il materiale. Non sono molti, ma qualcosina possiamo fare. Uno è molto semplice e si tratta... Qui c'è una porta che va su un appartamento che c'è dietro questo muro qua. Quindi qual è l'idea che mi è venuta? Fare con un plexiglass bianco satinato, no? Tipo questo, per capirsi. Qua dove mi segno le robe che mi mancano da comprare in store e da comprare online, è una lavagna, giusto per ricordarmi. Qua vorrei fare una roba simile, è uguale anzi, che però prende tutta la porta fino a questa altezza circa. Di oggi però potrei andare fuori in magazzino, prendere il plexiglass, tagliarlo a misura e cercare di attaccarlo lasciando un po' di spessore. Libero prima di tutto la combinata perché dovremo tagliarla con quello, poi vediamo cosa fare. Dunque, per appiccicare il plexiglass qua non può andare piatto perché qua ci sono degli scalini, delle cerniere, quindi dovrò fare piccolo rialzo o qualcosa dietro. Questo è ferro, non so, adesso mi invento come è meglio attaccarlo. Comunque le misure indicativamente devono essere almeno 90 per almeno 110-115. Vado a vedere cos'ho. Eccolo qua, trovato un bel foglio di plexiglass. Ora è decisamente molto più grande, che è 110 per 1,67. Mi viene quasi in mente ora che non sia forse meglio farci una cornice di legno e attaccare poi la cornice. Tanto appoggiamolo qua. Ok, ecco qua i primi commenti del video. Bentornato, complimenti, grazie Davide per il tuo feedback. L'alternativa qual è per fissare? O fissarlo direttamente al muro o cercare qua in tutte queste belle scatoline qualcosa che può fare al caso nostro. Eh sì, sono passato anch'io al lato oscuro e sto cercando dei distanziatori, tipo come possono essere questi per capirci. Io adesso non ricordo neanche il motivo per cui li ho messi via, proprio per usarli come distanziatori probabilmente, se no non è che abbiamo tanto altro. Viti e bulloni di ogni genere, ganci, gancetti. Continuiamo con l'idea di questi qua. Altra domanda fatidica: come avvito qualcosa a questa struttura di ferro? Potrei fare un foro e cercare di filettarlo. Proviamo così. Proverò a montare una di queste piccole viti, testa piatta, a stella, filetto M4. Svasatura. Andiamo un bel maschio M4. Lissio come l'olio. Però ste viti fa un po' fa. Ok, cambio di programma. Questa vite con la testa così piatta, M4, faccio fatica ad avvitarla, quindi è un'opzione scartata. Molto più semplice utilizzare queste che sono viti autoforanti. Molto semplicemente, prima di tutto rifilo questo lato che è bruttino. Là, via, 115. Piccola accortezza. Ho visto che partivano tante chips di plexiglass con la lama così alta. Probabilmente basta tenerla appena su. Taglio decisamente molto più pulito. Hop.
I lati sono molto ben rifilati, segnerei 90 cm. Tac, tac. Arrivati a sto punto, il pezzo è decisamente perfetto e non so neanche se ci sia bisogno di una cornice o di altro, visto che qua appoggia bene. Devo solo fare... Qua non si sente neanche lo scalino, cioè chi se ne frega, vero? Segniamo solamente su questa linea, su questa linea, su questa linea. Ok. Quello che resta da fare non è nient'altro che una riga qua. Tac. Molto bene. Ho un righello perfetto per questo lavoro. Sono figo, sono bello, sono un bel righello. Molti peni. Ne facciamo solo 2. E allora 1, 2, ok. Brocca, ho già rotta. C'è solo da fare tutti i buchi. No! Non ci credo. Un'altra punta? Oddio mio! Oh! Cosa? No! L'ultimo buco! No! Beh, non lo cambio. Beh, guarda, si può mica essere così sfigati. Per chi non lo sapesse, questo è una colla, è un ciano acrilato, quindi una colla comunemente chiamata anche Attack. Mi si è incollato il beccuccio, userò questo. La magia qual è? Il tempo di asciugatura che ha usando il suo attivatore. Ta-da! Spruzzandolo sopra, questo catalizza la colla che si asciuga immediatamente. Tiki tiki tiki. Ovviamente è fragile ancora la situazione. Oh oh. Oh. Ah. Ah. Ma domanda, ma poi soprattutto, ma perché non ho messo 2 guanti e ne ho messo uno e nella mano più inutile? Tutti i materiali che utilizzo qua, la gran parte sono materiali che riesco a recuperare gratis, come questo foglio gigante qua. Ovviamente è un attimo rovinato, non è come quello nuovo, però per quello che serve va più che bene e soprattutto non mi è costato €1. Di quei pannelli lì ne avevo recuperati all'epoca tipo 2016, ne avrò recuperati almeno 5 di quella grandezza iniziale. Ta-da! Una bella lavagnona. Questi sono i progetti, lo chiamiamo Project Quarantena. Lavagna, porta, fatto. Poi potremo mettere anche L'Oreal Pinata. Leggiamo qua quello che manca da fare. Dovrei fare un avvolgitubo per l'aspiratore, che sarebbe questo carro con il separatore ciclonico e l'aspiratore, aspirapolvere,
Vorrei fare qua dietro un avvolgitubo in modo che lo srotolo e lo riarrotolo a mano. Non posso farlo ora perché non ho un piano, non ho un disegno, non ho un progetto. Quindi penso che tra queste cose che ci sono per oggi, che sono già le 4:30, fatta una roba, fatta l'altra, è riorganizzare quella parete là. Anche perché devo fare poi lo spazio per questo nuovo trapano. Quindi bisogna piegarlo qua, questo, piegarlo lì. Possiamo tagliarlo qua e qui. Questa qua. Alla fine non ho sistemato un cazzo, dai, chi prende in giro? Mi sembra ok, dai. Ok. Riorganizzare la parete portaattrezzi. Potrebbe essere questa, ma può essere anche questa a fianco, che fa un po' più schifo. Flop sta parete, passiamo a quell'altra. Questa ormai è veramente satura. Ok, quasi approdo su questa. Martello quello di gomma, martello normale, un martello, una mazzetta, un mini martello, un martellino e un martello scrauso. Poi abbiamo parete sgombrata, ho sistemato tutto qua sulla combinata e ho solo 4 strisce magnetiche. Di sicuro una va per le chiavi, una va per i cacciaviti, una va per le lime. Dai. Ora! Ok, altra giornata fatta, riorganizzata la parete e per cui riorganizzare la parete portaattrezzi, boom, spuntata, altra cosa tolta dalla lista, molto bene. Detto questo, ormai la giornata si è conclusa, sono rimasto al telefono con mio amico anche troppo, vi saluto e noi ci vediamo in un altro video. Fatemi sapere se questo tipo di contenuti vi piace, così da migliorare ad ogni video. Vi ringrazio e buona quarantena a tutti.